Seconda corsa riservata a cavalli di 4 anni, anche qui un ritirato Dozar, lo schieramento Dora Pande, Talenni, Dana, Duty Free B, Dorotea Trio e Diogene in prima fila, Dr. Adri, Dodo degli Dei e Dolce Vita Col in seconda. Pronostico che vede Dodo degli Dei netto favorito, numero 8 Andrea Farolfi. Ancora un centinaio di metri al punto dello stacco. Partiti, lottano Duty Free B e Dorotea Trio. Dorotea insiste all'esterno di Duty Free, più indietro c'è Dana. Dorotea poi si mette sotto e Duty Free al comando dunque. Dopo i primi 200 metri di gara Dorotea in seconda posizione davanti a Dana, segue Dora Pan e via via gli altri. Primi 200 metri in 14,6 per Duty Free B. All'esterno intanto cerca di progredire Dolce Vita Col. Dopo 400 metri in 37. Dolce Numero Vita 6 Diogene squalificato. Per il momento rimane al lato di Dana e non si lascia avvicinare ancora. Duty Free dopo i primi 600 di gara completati nell'ordine del 47. Ora cerca di entrare in azione anche Dodo degli Dei che sposta in terza ruota al passaggio davanti alle tribune. Dodo degli Dei viene anticipato però da Dorotea Trio. Dorotea costringe in terza ruota Dodo degli Dei, mentre sempre all'avanguardia è Duty Free B. Cavalli ora a ventaglio con Dorotea che continua ad anticipare il favorito Dodo degli Dei, chilometro che se ne va in 1,17,3. In vantaggio è sempre Duty Free B, Dorotea Trio che è sempre all'esterno, non riesce però ad avvicinare il battistrada. Siamo sulla curva numero conclusiva. 2 Dettalenni in terza ruota, squalificato. alla corda c'è invece Dolce Vita Col, ultima curva con Duty Free B in vantaggio, ci riprova Dorotea Trio mentre cala Dodo degli Dei. Lungo la corda viene avanti Dolce Vita Col, retta d'arrivo con Duty Free B in vantaggio. Dorotea che prova l'ultimo attacco ai 100 finali. Duty Free si svincola e vince su Dorotea Trio. Terzo posto per Dolce Vita Col, 1,15,5 con un 29,3 che segue un 29,4 di ultimo quarto, e quindi bel primo piano per Duty Free B che, toltosi la patente di Maiden, ora vince la sua seconda corsa in carriera in percorso di testa. Antonio Di Nardo lo porta al successo. Enzo Di Santo al training per conto della signora Beatrice Tinico.